Ai, 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 ai. Ecco, aspetti qui per favore, il professore verrà tra poco, Signorina, io avrei un appuntamento urgente. Ah, non mi interessa questo. Quanto tempo crede che dovrò restare così, in questa scomoda posizione? Almeno una quarantina di giorni, sa? La frattura è stata grave. Io dovrei assolutamente parlare col professor Ammallatutti. Non lo conosco. È bravo. Qui sono tutte celebrità mediche. Adesso mi lascia andare. Grazie. Maria, andate Sì. di là. Fate un'iniezione di canfora. Sì. È già preparata sul tavolinetto a quell'ammalato che deve essere operato. E poi mi fate sapere, eh? Ai, 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 ai. Beh, questo come sta? Mi fa un po' male, dottore. Ma è naturale. Siete stato ingessato da poco. Sì. Bisogna avere pazienza. Dovete stare a riposo. Ma perché non andate via? Ma io dovrei assolutamente parlare col professor Ammallatutti. Ma il professore probabilmente oggi non verrà. Comunque, se lo volete aspettare, aspettate. Lo Non so che cosa aspetto, dire. Aspettate. Saluta bene, la tua umana, buona notte. Signorina, i miei omaggi. Cosa fate? Che ne so, questa... Ma che cosa avete fatto? Non vedete che c'è il braccio rotto? E perché non se la giusta? Ma l'abbiamo ingessato poco fa, il braccio fratturato. Ma io non sapevo che avevo il braccio fratturato, io non lo sapevo. Me l'ha scosso, dottore. Scusate tanto, che posso fare io? Che cosa desiderate? Dunque io niente. E allora andate. Va bene, allora poi lo dite voi al commendatore di Filippo, a Pupilli di Filippo, che io non mi sono visitato perché voi non mi avete visitato. Ma voi chi siete? Io sono il domestico del commendatore Pupilli di Filippo. Io sono venuto che devo trovare il medico che sta al cimitero. Come? Quello che sta al cimitero, il professore Pernacchia ammazza tutti. Ma cosa state dicendo? Pernacchia ammazza tutti, Eustachia. Professore Eustachio ammala tutti, via del cimitero. Viene al cimitero, come Va facciamo? bene, il professore adesso non c'è. Se volete farvi visitare, vi visito io. Eh. Volete o non volete? Io non voglio. Dove non andate? Io non voglio in nessun posto, dico non voglio, non mi serve. Io vi ho chiesto, volete o non E volete? io rispondo non voglio, ecco. Ma dove non andate? In nessun posto. Per cortesia, allora posso andare. accomodatevi fuori. Arrivederci, Arrivederci, scusate arrivederci. tanto, arrivederci. Cosa fate? Ma cosa fate? Sentite, se volete aspettare il professore, aspettatelo in sala. Su, portatelo in sala, in sala. In sala, mettetevi sotto sala, via. Quell'imbecille, quella peste, quell'animale. Vede il braccio fratturato e me lo scuote. È una bestia. Professore, ma lo sentite, quello fa un mormorio che non mi piace. Quello mormora. È giusto, gli avete stretto la mano in quella maniera? Non sapevo niente che... Ma come, col braccio fratturato? Accomodatevi che vi visito subito, su papagone, accomodatevi. Subito? Sì. Mamma mia, ma proprio... non c'è manco un po' di respiro, niente. Ma di che cosa avete paura? Niente. Accomodatevi, su. Voi siete professore, proprio, insomma... Ma certo, sono un medico io. medico, Io sono un otorino laringoiatra. Ah, ecco, vedete signor Torino, io... Otorino. Io anche da quando ero piccolo, io quando andavo dal veterinario a me è una paura sempre Ma una che paura. io curo le bestie, sono un dottore. No, dunque. sì, scusate tanto. State tranquillo, Sì, sedetevi. tenete le mani pulite perché io... Ma come le veramente- mani pulite? Ma che mani? No, ma domanda che per la volta... Sedetevi. C'è un'infezione. Sedetevi. Qua niente. Ma non c'è niente, sedetevi qui. Un momento. Io sono un po' compressionato. Su. Non mi fate niente. Ma no, per carità. Fatelo per chiedere un po'. Accomodatevi. Su, parte. Mamma mia, mi stanno ammazzando. Ma cosa avete? Mamma. Ma cosa avete? Cosa vi lamentate? Hanno ammazzato. Ma no, ma Dio. E chi è? È un ammalato che si lamenta. Ma che ne stanno facendo? Beh, deve essere operato, non si vuole addormentare. Metteteci il biberò in bocca, fatelo addormentare. Ma via, non diciamo sciocchezze. Mamma mia. Via, su, Che mettetevi paura, tranquilli. capito? Allora, No, sì, no, io sono calmo. state sereno che non vi faccio nulla. Sì, un po'. Dunque, allora sentiamo che cosa avete. Beh, cosa fate? Cosa fate? Fermo! Ma che modi sono? Mi credevo che volevate scherzare Ma con me. no, ma che giochiamo qui adesso, ci mettiamo a giocare. Vabbè. Voi cosa accusate? Primero è stato bello. Io vi ho chiesto che male avete.
Ecco è qua. Come? Ecco è qua. E cosa vuol dire ecco qua? Ecco è qua. Ecco qua, cosa vuol dire? No, no, qua, ecco è qua. Ecco, Ma cosa vuol dire? Non vi capisco. Mamma mia, ecco è, ma adesso, ecco. Ah, ecco qua. Ecco è qua. Sì, vabbè. Sì, signorina, fermatevi e scrivete, prendete degli appunti. Fanno piacere, sì. Papagone. Fanno piacere. Papagone. Dite, professore. Ecco, ascoltate attentamente e rispondetemi attentamente, Io sì. Altrimenti sono costretto a lasciarvi. Sì, a voi andate, vieni adesso qua mi faccio visitare dalla levatrice. Ma che levatrice? Quella è l'infermiera. Dunque, andiamo con calma. Andiamo con calma perché io sono un po' agitato. Dunque, che sintomi avete? Dove stanno? Chi? I sintomi. Ce l'avete? Che cosa? Non so, me l'avete dato? Parliamo dei Ma- sintomi. Dove stanno? Che cosa? I zingari. Cosa? I zingari. Sintomi. Sintomi, piano, non mi confondete. Sintomi. Senza l'accento su Sintomi. 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 Voi li avete? Voi l'avete? Voi ce li avete? Io Voi ce li avete? io li tenevo. Dove stanno qua? Ma che cosa? Venite qui. Portate, Ma sedetevi. Voi che cosa sentite? Di che cosa soffrite? Ecco è qua. Sì, vai. Io ho una fame, sempre una fame. Calma, distendetevi. Quando sto digiuno mi viene una fame. che Calma, non- distendetevi, sì. calma. Non mi calma. fate niente, per State carità. tranquillo. Distendetevi così. Mi sento- Avete acidità di stomaco? Non ho capito. Avete acidità di stomaco? Non ho capito niente. Qua, che cosa avete qua? Qui c'è la panza. Lo so che c'è la pancia. C'è la panza. Lo so. Di carità. Ma come vi permettete? Ma scusate, ma come che- vi permettete voi? E voi mi date questa panzata. Mi avete fatto male. Vi ha fatto male? Io sì. Ecco perché c'è dell'aria. E com'è entrata? Non lo so, mangiando. E bisogna toglierla. Si deve Soffrite lavare. di emicrania? Morto, dottore mio. Da che sono nato una migragna che non ve la so dire. Io Una migragna che non riesco a mettere assieme 16.000 lire che mi servono a me. vi ho chiesto se soffrite alla testa di dolori. No, ecco, insomma- per esempio, così, sentite. Dottore, ma voi mi fate male. No. E qui c'è la memoria, voi me la sfondate. Qua, che cosa avete qui? Qui- Alle reni sentite dei dolori No, qui? professore, se stringeto mi fa male. Ah, Sì, qui se stringeto qua. ecco perfettamente, perché c'è pericolo di un blocco renale. Ecco. Poi, io ieri sera non me lo volevo mangiare. Che cosa? Il broccolo romano. Non mi ha fatto male, Blocco. Boccolo. Guardate la mia bocca. Boccolo. La mia bocca, Sì, le labiali. blocco. Blocco. Cosa fate? Cosa fate? Ma siete pazzo? Ma come mi baciate senza nessuna giustificazione? Ma siete impazziti? No, mi avete affezionato, ecco. Mi sono sentito amoroso. Passiamo alla gola adesso. Io Stia sì. calmo. Adesso il dottore le visita all'esofago. Mamma mia, il sarcofago. Dove che c'era sto sarcofago? Allora, vediamo la gola. Mamma mia, ho cambiato! Cosa venite qua? Venite qua! Venite, sedetevi. E perché fate il Ma non camion? abbiate paura, sedetevi. Mamma mia, che spavento. Cucchiaio. Che si mangia? Sì. Che si mangia? Aprite la bocca. Oh, Dio mio. E che cos'è? E cosa avete mangiato? No, niente, sto a digiuno. Ho preso solo un aperitivo. Sì, E che aperitivo? una spremuta di aglio, cipolla e peperoni. A me mi fa bene. Avanti. Qui, mettete la lingua qui. E come la metto qua? Io? Appoggiatela. Appoggiata. Certo, non vi faccio del male, state Mamma mia, tranquillo. la lingua mi serve, sapete? Appoggiatela. Ecco, bravo. Così. Fermo! Cos'è? Dove sta la lingua? Dove è andata la lingua? Ma ce l'avete in bocca! Mamma mia, Ma cos'è? mi credevo che l'avevate strappata. Ma cosa strappata? Sedetevi. Ma perché mi trovo qua? Perché? Mamma C'è da mia. impazzire proprio. Impazzire. Vediamo il polso. Io- Questo non c'è il polso.
Come dice? Non c'è il polso. E io ce l'avevo. Non c'è il polso. Ma io l'ho portato qua. Non c'è qui. Non c'è il polso. E vedete qua. Ma via, non scherziamo. Guardasse che è sceso. Ah, ecco. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, halt! Ecco! Ma che siamo in caserma? Ma siamo in caserma! Mi crede che voi volete scherzare? Ma come voglio? Ma qui facciamo sul serio! Vabbè, Il termometro! sì, mi sento agitato. Calmo, il termometro adesso! Io non ci volevo venire qua. Non Aprite ci la volevo bocca, proprio venire. per favore, aprite la bocca. Ecco così. Ecco. Qualche minuto, eh? Qualche minuto. Qualche minuto. Datemelo. Datemelo. E chi vi siete mangiato il termometro adesso? Ce n'è un altro? Ma come è impazzire? Ma cosa vi succederà adesso? Avete ingognato il mercurio! Ma insomma... È buono però. Ma com'è buono, come buono! Ma voi siete troppo nervoso, c'è niente da fare. Qui ci vuole un'iniezione calmante. Sì, per carità, non mi... No, state tranquilli. Fermo! Abbiate pazienza. E chi se lo fa questa lavativa? Abbiate pazienza. Venite qui! Abbiate pazienza, venite qui! Non vi faccio nulla! Abbiate pazienza! Basta! Ma non vi faccio nulla, venite qui! Uscite! Cosa c'è? Cos'è questo gioco? Professore Ammalatutti, c'è capitato qui un ammalato che è impazzito proprio. È chiuso lì nell'armadio e si rifiuta di farsi praticare un'iniezione calmante, non ce la facciamo più. È uomo o donna? È una bestia! Bisogna farlo uscire. Certo. Non c'è nessuno! Ma è straniero questo! No, italiano. Venite fuori. Mamma mia, un gatto vestito da uomo! Fatevi fare l'iniezione! Fatevi fare l'iniezione! Venite qui! Presto! Ma non ne posso più! Professore, per fortuna non c'era l'ago. Scusi. Ma che malattia ha quest'uomo? È gravemente ammalato. Cuore seduto. Sì, signore. Dilatazione di stomaco. Mancanza di riflessi. Blocco renale e sospetta occlusione intestinale. Cosa fate? Sto parlando col professore! Ma cosa? Ma voi siete grave! Ma io non c'ho niente! No, bisogna operarvi e subito! Presto, portatemi la maschera e un altro camice bianco! No, che si fa? No! Sì, dobbiamo andare in camera operatoria subito! Anestesia! Anestesia? Un momento, Anastasia, io non c'ho niente! Come? Siete grave? No! chi siete? Io sono il domestico del commendatore di Filippo! Puppino! Sì, signore! Peppino di... Lui mi ha mandato qua, lui sta male! Peppino di Filippo! Io sì. Tanto amico mio e caro! E che cos'ha? Tiene l'occlusione intestinale! Sì, poi tiene la pantomima! La pantomima? Tiene il blocco renale! Tutto tiene! Sì! Bisogna operarlo subito! Si capisce! Presto! L'autoambulanza! Autoambulanza. Presto! Fate suonare il trombe! Presto! Bisogna andare! Portate i ferri! Sì, me ne posso andare! All'aeroporto! Andate! Io vado all'aeroporto! Andate Arrivederci, all'aeroporto. professore! Arrivederci!